Dunque qua siamo in una delle tre grandi depressioni del Cansiglio, oltre alla piana principale che avete visto per tutti quelli che sono venuti da sud, diciamo. C'è questa, c'è un'altra depressione gemella rispetto a questa che è appena dietro a questo colle, qua su al bivio dove ci siamo fermati, che c'era proprio una biforcazione della stradina, lì scendeva verso Tornesega, e c'è un'altra vallata, un'altra depressione altrettanto fredda. Ho fatto delle prove più o meno, mezzo grado più, mezzo grado in meno, è uguale a questa, la conformazione è simile, quindi effettivamente è altrettanto fredda. Quella lì è un po' più bassa, quella lì c'è il punto più basso del Cansiglio a 898, l'altra di là. Qui siamo a 905, 903, deve essere il punto più basso lì in fondo a quella dolina. Qui tra l'altro siamo a pochi centinaia, direi 200 metri dal confine col Friuli, andiamo dietro quegli altri viadotti là, dopo il confine, quelle montagne là, vedete già è da Friuli. C'è da Friuli qua, eh? Sì. Tu sei? Da Pordenone? No, Fontana Fredda. Devi parlare con nickname, se no non mi conosco. Ah, capito. C'è Lucas là, qualcuno della zona? No? Arrivano più tardi probabilmente. Arrivano dopo, sì, arrivano sì. solo per il pranzo. Vedere. Quindi siamo a 900 metri, quindi sostanzialmente, non siamo... Siamo a 905, il suolo qua è stimato a 905 metri. La terza depressione è via vicino alla grande piana del Cansiglio, arrivando da sud, appena sulla destra ce n'è un'altra, non così profonda.